Il numero di interventi del soccorso alpino della Liguria è in crescita negli ultimi anni. Per avere un'idea, sono stati più di uno al giorno nel 2022, circa 450, concentrati al 75% nel periodo da giugno a settembre. Ad avere bisogno di aiuto spesso sono persone impreparate o mal equipaggiate, soprattutto turisti arrivati per il mare e non per fare escursioni. Sono di natura diversa, sono chiaramente quelli di natura sanitaria, tecnica sanitaria, che è l'attività che ci compete di più. Abbiamo interventi di ricerca di persone disperse, fortunatamente quest'anno sono risolte in maniera positiva. E poi abbiamo interventi di protezione civile. Al momento il Soccorso Alpino della Liguria ha circa 270 volontari che operano in tutto il territorio regionale e a volte anche in aree limitrofe in collaborazione con squadre di altre regioni. Organizzati in diverse aree di specializzazione. Abbiamo una componente sanitaria dove abbiamo dei medici e degli infermieri, abbiamo una componente speleologica, abbiamo una componente che si occupa degli interventi in forra e poi abbiamo cinofili piuttosto che persone che specializzate con l'uso dei droni. La missione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età compresa tra i 18 e i 45 anni, dopo il superamento delle prove di ammissione. La domanda va presentata al responsabile della stazione competente per territorio, corredata dal curriculum dell'attività alpinistica o speleologica degli ultimi 2 anni. Bisogna avere la passione per la montagna, si chiede semplicemente di avere un minimo di esperienza nell'arrampicata e nello sci, perché sono due componenti fondamentali nella nostra attività, insomma, essere preparati fisicamente, atleticamente, quindi essere diciamo, in buona salute. Tant'è che si richiede appunto all'atto della domanda un certificato di buona costituzione. Ecco.